Buonasera e benvenuti al Ciriaci, questa è la 10ª giornata della Serie A2 Lega Calcio 8, quella in cui il Real Granella, capolista in maglia amaranto alla sinistra dei vostri monitor, prova l'allungo, forse già decisivo nei confronti dell'Atletico Pisana seconda, la Taverna dei 40 in maglia gialla che ha appena fatto lo scherzetto al Bar Cristal e con uno dei migliori attacchi della divisione proverà a ripetersi anche oggi. Enunciamo brevemente durante le operazioni di rito e canoniche la lista dei convocati con i quali Mister Brutti e Mister Violini si presentano a questa 10ª giornata di Serie A2, cominciando dai padroni di casa che schierano in porta il numero 12 Pitruzzella, poi 3 Zaccagnini, 4 Tuzzi, 6 Ruggero, 8 Peperoni, 9 Angelucci, 10 Tramacere, 14 Centrella, 18 Romagnoli, 8 Alesse. Ci fermiamo. Verrà osservato un minuto di raccoglimento in onore della mamma di mister Alberto Brutti, scomparsa recentemente. Uno spettatore in più da una posizione privilegiata osserverà le gesta del Real Granella, allenato da mister Brutti. Eravamo giunti al numero 13 Alesse, risponde la Taverna dei 40 con il numero 1 Violini, 2 Barresi, 3 Bortoli, 4 Dei Rossi, 5 Trochini, 6 Mecozzi, 7 Merlonghi, 8 Pera, 9 Pinna, 10 Viciani. Agli ordini di mister Sandro Violini si gioca in una bufera di vento, chissà che non condizioni questo l'andamento della gara. Il calcio d'inizio lo darà il Real Granella, che quindi con 6 lunghezze di vantaggio sull'Atletico Pisana prova ad iniziare con il piede giusto la sua A2 nel 2016. Davvero portentosa la bufera di vento che si sta abbattendo non solo sul Ciriaci, ma ci giunge report un po' da tutta Roma e sulla capitale. Questo potrebbe condizionare l'andamento della gara, perché il calcio 8 è uno sport dove naturalmente la sfera non viene soltanto giocata a palla a terra, ma si fa uso già a partire dalla 2 dei lanci lunghi. Il Real Granella imposta però la sua prima azione palla a terra, lungo lancio a cambiare gioco, il colpo di testa in sponda era sicuramente una buona idea, nessun compagno a raccogliere. Taverna dei 40, squadra da over, come si suol dire, tanti gol fatti ma anche tanti gol subiti in queste prime 10 giornate. Parliamo della seconda peggior difesa, anche del terzo miglior attacco. Partiamo tutti. Taverna dei 40 infatti in area di rigore, il controllo, un tocco forse col braccio ma è assolutamente involontario, infatti nessuna protesta da parte dei giocatori in maglia gialla che si apprestano alla rimessa in gioco effettuata. C'è Dei Rossi, il cross teso, Mattia Dei Rossi, ci attendiamo molto da lui, un giocatore che qui al Ciriaci conoscono da tanto tempo, sembra aver avuto problemi in allungo alla schiena qui nell'occasione del cross che ha tentato nella circostanza Dei Rossi. Andrà lui dalla bandierina, rasoterra Dei Rossi, il tocco fuori, il Real Granella riesce a rinviare. Dominante, come ha ricordato mister Brutti, la posizione del Real Granella in questo girone. Nel frattempo il gran tiro dalla distanza, grande mica tanto perché Viciani va lontanissimo dai pali della porta difesa da Pitruzzella, che ha già rimesso.
Palla in orizzontale per il capitano che lancia teso col sinistro, lo stop è sbagliato, allora Taverna dei 40 che può spingere sulla sinistra, attenzione al buon dribbling, al lato corto il cross, Pitruzzella ci mette le mani, poi cade Dei Rossi che si rialza in piedi, le sue finte, anzi non è lui, il tiro cross sul palo, clamoroso. Ancora palla alla Taverna dei 40, si trattava di Biciani nell'occasione. Taverna dei 40 che non ha, scusate, Real Granella che non ha iniziato benissimo difensivamente, tanto spazio ha lasciato sul secondo palo, un intervento di Pitruzzella che ha lasciato un po' a desiderare. Per sua fortuna, per fortuna dei ragazzi in maglia amaranto, è stato il montante destro, la base del palo, a respingere la buona invettiva costruita dalla Taverna dei 40, che qui però deve difendere da Angelucci. Ha provato lui, poi un colpo di testa, ancora palla che staziona a metà campo, recuperata però bene dal Real Granella. Sul settore destro, palla ancora ad Angelucci, il suo sinistro non lontano dal palo, buona invece questa conclusione di Angelucci nell'occasione. Noterete un leggero tremolio nella ripresa, ma è frutto del vento alto che sta soffiando qui a Via Aurelia Antica. Gira palla al centrocampo la Taverna dei 40, cerca poi dalla media distanza Dei Rossi al tiro, parata plastica di Pitruzzella, poi il disimpegno è completato con la carambola addosso all'esterno destro dei gialli, rimessa dal fondo per il Real Granella. Rilancio di Pitruzzella, il colpo di testa e poi quello all'indietro di Pera e il miglioramento della Taverna dei 40 che già si vinceva grazie all'8-5 con il quale è stato battuto il Bar Cristal, una delle formazioni favorite alla promozione in questa divisione. È evidente anche oggi, e chissà che riescano anche a registrare le posizioni difensive i ragazzi di mister Violini. Hanno segnato 27 gol, ma ne hanno subiti altrettanti. Riuscissero a limitare appunto lo score dei gol subiti, la quarta forza del torneo, potrebbero dire la loro, della promozione, casomai tramite i playoff alla fine del girone di ritorno. Real Granella che fa un po' fatica a salire in questi primi minuti. Rimessa laterale dalla destra, una spizzata di testa in area, ma c'è fallo in gamba tesa, c'è stato un contrasto. Qualche protesta verso il direttore di gara che però comanda la ripresa del gioco che sarà affidata a Pera. Ha già ricominciato Pera e la Taverna dei 40 spinge bene ancora sulla sinistra, poi converge verso il centro dove si è spostato Dei Rossi, l'imbeccata dentro i Dei Rossi che chiama palla di ritorno, provano a servirgliela. Real Granella che respinge però senza guardare, rilancia a Casaccio e la palla ancora della Taverna dei 40. Messa però fuori perché nel contrasto precedente il centravanti del Real Granella, vale a dire Angelucci, crediamo si è fatto male, ed ecco mister Alberto Brutti, scusate, trattasi forse di Tramacere, perché Angelucci sta andando invece dall'altro lato a protestare con il direttore di gara, tempo che andrà sicuramente recuperato. Siamo all'incirca al 6° minuto nel corso della prima frazione, ricordiamo 10ª giornata della Serie A2 qui al Ciriaci, girone che tante grandi squadre ha pilotato in Serie A tramite promozione. La partita è equilibrata, se la sta giocando bene la Taverna dei 40, meglio degli avversari, forse più quotati, classifica alla mano, ma in questo 2016 sono i gialli ad essere scesi in campo, sono i gialli ad aver battuto 8-5 il Bar Cristal. È l'esordio stagionale, invece, scusate, l'esordio in quest'anno solare, dopo la pausa per le festività per il Real Granella che qui lascia lì un altro pallone velenoso, giocatore messo a terra, l'arbitro fa chiari cenni di rialzarsi, riparte solo per un attimo il Real Granella. Dei Rossi, scivolata positiva su di lui, Dei Rossi rimane a terra, si è fatto male, un po' di nervosismo in campo, Tuzzi scaglia il pallone contro la rete e arriva infatti il cartellino giallo per il gesto plateale di Tuzzi.
Mister Brutti si sgola dalla panchina per cercare di calmare i propri giocatori, in particolare Tuzzi, che è andato a rimediare un'ammonizione sciocca e ad inizio gara che potrebbe condizionarne il rendimento difensivo, dato che la Taverna dei 40 è una squadra che possiede molti giocatori in grado di puntare l'uomo. Dovrà stare attento d'ora in poi Tuzzi. De Rossi si è fatto male, ma probabilmente ricadendo, perché l'intervento dell'avversario sembrava sul pallone. È molto preoccupato, era preoccupato De Rossi, che infatti non ha inveito in nessun modo contro l'avversario, più dalla sua ricaduta. Speriamo non sia nulla di grave per il talento della Taverna dei 40. È all'altezza della caviglia, non riusciamo ad vincere se destra o sinistra. Il problema per De Rossi, che rimane sdraiato al suolo. Il tempo passa, sicuramente verrà recuperato. Non si è giocato molto di questo Real Granella Taverna dei 40, anche per l'infortunio che era occorso precedentemente a Romagnoli, che invece sembra essersi ristabilito bene. Romagnoli continua a litigare con un avversario, provano a spiegarsi due. C'è l'entrata in campo di Peperoni, Romagnoli rimane a bordo campo per farsi medicare ancora con ghiaccio spray. Brutti vuole più calma, c'è un calcio di punizione in favore, no, c'è una rimessa laterale in favore della Taverna dei 40. Si è rialzato, seppur claudicante, Mattia De Rossi. Chissà che possa rientrare presto in campo, è la caviglia destra. Lo comprendiamo dal calzettone abbassato, dall'andatura non certo utile a poter proseguire la gara, almeno per adesso. Per quanto riguarda De Rossi, entra al suo posto Droghini. Rimessa laterale Taverna dei 40. Stop al limite, il sinistro, alto sulla traversa. Ci ha provato Merlonghi, altra buona occasione per gli ospiti. Pitruzzella al rinvio. Romagnoli, commesso fallo secondo il direttore di gara, prendendo posizione sull'avversario. Partita molto spezzettata, non ne giova lo spettacolo, anche perché molti giocatori, data la bassa temperatura, dato il gran vento che sta soffiando qui in Cirieci, sembrano faticare ad entrare in gara. Anche dal punto di vista tecnico ci sono tanti errori di misura. Queste sono due squadre invece quotate all'interno di questo girone per poter produrre sicuramente un calciotto migliore. Romagnoli, toccato stavolta, rimane in piedi Romagnoli, che riesce a trasferire a Angelucci. Angelucci protegge col fisico, il fallo stavolta lo subisce. È lo stesso Angelucci a posizionare il pallone, anche se c'è un compagno che conta i passi. Fabio, resta di mezzo, Fabio! Angelucci col destro alla rincorsa, ma i passi del compagno che può andare col mancino sembravano più mirati alla conclusione diretta. Taverna dei 40 che non ha ancora tirato, ci prova da punizione. Angelucci a giro! Al primo tiro in porta, da fermo, Angelucci, e la capolista è in vantaggio 1-0. Dai Fe, dacci la mano, dai Fe, dai, allora. Come tante volte accade nel calcio a 8, chi gioca meglio non concretizza, tante volte poi viene punito da dei calci piazzati o da delle situazioni estemporanee. Una di queste, questa trasformazione di Angelucci, bravo a cogliere impreparato nell'occasione i Violini. Palla recuperata dal Real Granella, che sembra essersi definitivamente sbloccato ed entrato in partita. A sinistra il cross dentro e lungo di un soffio, stava arrivando Tramacere. Buona l'iniziativa di Peperoni sul lato mancino. Alza un vento davvero preoccupante qui al Ciriaci. C'è anche una gara di Serie A da giocare, infatti qui un rinvio come meglio può da parte di Violini, messo in movimento da un difensore. Abbiamo sentito un impropero partire dall'estremo difensore della Taverna dei 40. Non è situazione quella di un vento così bestiale, passateci il termine, per chiamare in causa il portiere. Chiamato time out nel frattempo da Violini. Al prossimo possesso Taverna dei 40 verrà espletato.
Tramacere. È tutto mancino Tramacere che la porta avanti, la lascia lì a Romagnoli, riesce a dare a Peperoni, alza un campanile, deviato indietro dal vento, Angelucci la riesce ad addomesticare dandola lì a Tuzzi. L'unico giocatore ammonito cade a terra, possesso Real Granella, va rinviato quindi il time out della Taverna dei 40. Violini vuole risistemare qualcosa. Tramacere. Centrella. Vorrebbe un 1-2. Prende posizione ancora in maniera irregolare Romagnoli. Time out del direttore di gara, ne approfittiamo per andare in pausa. Gioco che è ripartito dalla zona difensiva della Taverna dei 40, siamo giunti circa al 13° minuto nel corso del primo tempo, ma sicuramente un corposo recupero verrà assegnato al termine della prima frazione dal direttore di gara, complici gli infortuni prima di Romagnoli, poi quello più grave dei Rossi, che però nel frattempo è tornato in campo. Pitruzzella pronto al rinvio. Vuole che i compagni si posizionino al lancio lungo con le mani. Una zona occupata solo da giocatori della Taverna dei 40, dei Rossi. Offre a sinistra al proprio compagno, che cerca il taglio di Viciani, il cross è deviato. Fallo laterale al Granella, che velocemente si è ricompattato in difesa, chiudendo tutti i possibili varchi. Viciani. Forse gamba tesa, sì, è così. Calcio di punizione per la Taverna dei 40 da posizione interessante. Luca, t'ho fatto gamba tesa, Luca, t'ho fatto gamba tesa, ma non ti fermare. La calcio di punizione l'ha sbloccata il Real Granella. Su calcio di punizione prova a pareggiarla la Taverna dei 40. Sarà in diretta però per la gamba tesa. Toccano il pallone a Viciani, palla che va fuori. Dai, oh! Via! Oh! Keep show! Keep show! Keep show! Rinvio di Pitruzzella. Continua la sua lotta senza quartiere Romagnoli con l'avversario e ne avrà, immaginiamo, per tutta la gara. E Pera in difesa che si fa sentire sui contrasti aerei, seppur c'è da qualche chilo e qualche centimetro al più corpulento avversario. Viciani. La protegge Viciani, che però poi se la porta fuori. Rimessa laterale Real Granella. Movimento in verticale, occhio dalla fascia destra, un altro contrasto. È una battaglia, è normale che sia così, una condizione tale di vento. Possesso in difesa della Taverna dei 40, poi a centrocampo Real Granella però sempre molto corto in campo, non è facile, trovano forse uno sbocco sulla destra con Viciani, non premia la sovrapposizione di Barresi, cede invece a Bortoli che cambia lato dall'altra parte, palla dentro, stoppata in qualche modo poi dallo stesso Viciani che commette fallo. Calcio di punizione Real Granella. Rinvio alto che spiove, colpo di testa a liberare, poi l'assist, Peperoni prova a lottare, arriva in qualche modo Tramacere che caparbiamente porta via il pallone e poi viene fischiato fallo contro Viciani. Grandi proteste.
17 circa i minuti sul cronometro del primo tempo in questa 10ª giornata di Serie A2 della Lega Calcio A8, la prima contro la quarta, il Real Granella contro la Taverna dei 40, per ora vede la capolista avanti per 1-0. Da calcio di punizione è stata sbloccata la sfida, è difficile far stare fermo il pallone sul terreno di gioco, tale è il vento che spira qui al Ciriaci. Tramaceri è costretto dal vento che spira a tenere lì il sinistro per bloccare il pallone che calcerà Angelucci. Ancora giro Angelucci, stavolta c'è la deviazione della seconda barriera, rilancio dentro, spizzata di testa, miracolo, ma non basta, segna Bortoli, è il raddoppio della capolista, scusate, no, il gol è di Zaccagnini, chiediamo scusa, il numero 3 del Real Granella ed è 2-0. Difficile scorgere dalla nostra posizione l'identità del marcatore, ce lo ricordano puntualmente da fuori, trattasi di Ruggero. Taverna dei 40 che prova a reagire, il cross, c'è Ruggero, probabilmente caricato dalla rete, che va a recuperare, poi la palla è mal giocata però dal Real Granella, allora riparte la Taverna dei 40, il destro dalla distanza da parte di Viciani, buona l'intenzione, meno la conclusione, che non c'entra i pali della porta difesa da Pitruzzella. Dai Mattia. Rimessa con le mani, lunga, lo stop tentato da Romagnoli che lotta sempre in mezzo a un paio di uomini. Molto cinico il Real Granella su 2 calci di punizione, è riuscito a risolvere per ora un enigma che sembrava di difficile scioglimento. Qui Centrella se la porta fuori, intervento a gamba tesa stavolta è di Tramacere. Bortoli fa transitare sulla sinistra per un compagno che converge verso dei rossi. Bortoli ancora. Riesce a passare Bortoli, lo fermano in qualche modo. Dei rossi. Bortoli. Fallo fischiato su Bortoli. La rincorsa di Mattia Dei Rossi. 4 in barriera. Dei Rossi deve provare la soluzione di potenza. Palla che inevitabilmente si va ad alzare, non creando pericoli ai pali difesi da Pitruzzella. Che detiene la seconda miglior difesa. Il rinvio però è già finito dall'altra parte, dove la Taverna dei 40 può ripartire. Palla giocata a sinistra, pressione molto alta di Angelucci, con un fallo. Dalla destra la Taverna dei 40, palla lasciata lì, Tramacere, va a terra, calcio di punizione, il fallo è di Dei Rossi. Già battuta. Ruggero. Tramacere. Adesso! Dai! Lancio intercettato di Pitruzzella, non un buon rinvio. Allora Barresi. Il movimento e c'è fallo su Viciani, si è sentito il tocco.
Arbitro, la prossima. Mirko, arbitro, la prossima. Viciani che può indistintamente cercare la porta o i compagni che stazionano o in area o al limite. Parte Viciani. Bomba con l'esterno destro, non lontana dal palo alla destra di Pitruzzella. Un paio di minuti al termine della prima frazione, tutto pronto per la ripresa delle ostilità dalle mani di Pitruzzella, che con il suo Real Granella sta vincendo per 2-0 sulla Taverna dei 40, una partita per ora molto equilibrata, ma risolta in favore della capolista, con le uniche due occasioni create, e una direttamente da calcio piazzato con il gol d'Angelucci e una invece sugli sviluppi di un calcio piazzato sul rinvio, poi una palla rigiocata dentro, la spizzata giusta che è arrivata da parte del numero 6 Ruggero. Bortoli ha battuto per Dei Rossi, finta la conclusione dei Rossi, poi va a sinistra. Di nuovo Dei Rossi, Barresi, Dei Rossi, c'è da un compagno, Real Granella che assalta il pallone e poi riesce a retrocedere velocemente. Centrella guadagna caparbiamente una rimessa laterale, bravi in difesa i ragazzi di Brutti. Viciani, Bortoli, Zaccagnini, due volte Zaccagnini, scusate, ancora Ruggero. Prova a dettare il passaggio sulla destra Barresi, è servito, poi va a terra Viciani tra le proteste di Angelucci, ma c'è fallo. La posizione la vuol battere Merlonghi. Merlonghi attende il piazzamento della barriera 3 disposta da Pitruzzella. Parte Merlonghi, il suo destro rasoterra, Pitruzzella la lascia lì, poi mette giù il giocatore avversario. Attenzione, episodio, grandi proteste da parte della Taverna dei 40 proprio sul finire del primo tempo. Animi caldi anche tra primo e secondo tempo, è stata comunque una bella partita quella a cui abbiamo assistito nella prima frazione tra Real Granella e Taverna dei 40. Si riparte 2-0 per la capolista che ha sfruttato alla grande due calci di punizione. Calcio d'avvio della ripresa lo darà la Taverna dei 40, che ha prodotto occasioni, ha colpito un palo prima che gli avversari andassero in vantaggio. Poi ha sofferto nella proposizione della propria manovra la gran compattezza difensiva della seconda miglior difesa della divisione del Ciriaci. Questa è la 10ª giornata della Serie A2. In possesso di palla i ragazzi in maglia gialla della Taverna dei 40. In amaranto dalla sinistra alla destra dei vostri monitor attaccherà invece il Real Granella di mister Alberto Brutti. Chiamato gran calma Viciani, condottiero morale della propria squadra tra prima e seconda frazione. Vediamo se lo ascolteranno i propri compagni. Qui viene fatto sfilare il pallone in favore di Pitruzzella, pronto al rinvio. Palla che spiove, poi allungata dal vento, riesce ad arrivarci Romagnoli, portentoso come al solito fisicamente Romagnoli, che la tiene sulla linea del fallo laterale. Se la porta fino in fondo Romagnoli, che porta a casa, no, poi spinge un avversario. Credevamo dalla traiettoria il pallone potesse giungere in corner. Semplice calcio di punizione per la Taverna dei 40. Direttore di gara fa rettificare la posizione di battuta della punizione. Studia contromosse, Violini in panchina.
l'orizzontale rischioso ma intercettato da Dei Rossi, il pallone Dei Rossi che si è completamente ristabilito dopo un brutto colpo subito sulla caviglia sinistra all'inizio del primo tempo. Qui prova a viaggiare sulla destra il Real Granella, ma la Taverna dei 40 chiude bene, poi con Mirlonghi, l'ex all'Italia, va ad impostare Bortoli che cambia fronte dall'altra parte. Viciani, uno degli osservati speciali da parte del Real Granella. Bortoli, Dei Rossi fugge dai blocchi solo per un attimo, palla intercettata, rilanciata, dove impera però in anticipo Pera, scivola per un attimo, la lascia lì rischiando, attenzione, numero 7 Mirlonghi, poi c'è un intervento a gamba tesa, c'è un calcio di punizione, sarà per la Taverna dei 40. Con Bortoli che fa passare direttamente il rimesso dal fondo. Non è una buona iniziativa quella di Bortoli, che cercava la deviazione di un avversario che era lì ad impedirne la ripresa veloce del gioco, cercava un'ammonizione, ha trovato un passaggio nella terra di nessuno. Rimessa di Pitruzzella, Romagnoli di testa, non la tiene in campo Tramacere. Fabio, cambia con Mattia. Bortoli ha cercato e trovato Viciani. Buono il movimento, poi il tacco di Dei Rossi, delizioso, palla dentro, Viciani la controlla, che bella azione della Taverna dei 40. Fabio, cambia con Mattia, Fabio. Tuzzi, il capitano primo ad essere ammonito, ma poi molto puntuale e corretto negli interventi successivi, non ha più rischiato di finire per la seconda ed ultima volta sul tabellino dei cattivi del direttore di gara. Bortoli da metronomo, palla dietro poi a Barresi, sale palla al piede Barresi verso la linea di metà campo, pilota per Mirlonghi, il lancio e il colpo di testa a rinviare, Viciani solo per un attimo, Tuzzi protegge anche con le braccia, poi il rinvio a Casaccio e la rimessa laterale sarà fortunosamente per il Real Granella, incontrata una deviazione a metà strada. Rimesso Tuzzi, colpo di testa, poi palla mandata in avanti, ancora Tuzzi. La controlla, la tiene lì, gioca indietro con qualche rischio sul compagno, che infatti gioca direttamente in fallo laterale. Eccesso di confidenza da parte di Tuzzi. Rimessa Taverna dei 40. Dei Rossi prova a fuggire da una marcatura stretta, finisce a terra. Dalla stessa posizione dalla quale Angelucci ha portato in vantaggio il Real Granella ci proverà Mattia Dei Rossi. Resta là, Cicciu, resta là. 3 in barriera, parte Dei Rossi, palla bassa, Pitruzzella ci mette bene i guantoni. Corner corto battuto dalla Taverna dei 40, stavano per chiamare uno schema dalla panchina ma hanno desistito sotto la nostra postazione. Prosegue il gioco, Viciani prova a scavare dove arriva un compagno che cade a terra, il direttore di gara si avvicina e ammonisce per simulazione il giocatore della Taverna dei 40, che comunque non aveva protestato all'indirizzo del direttore di gara, sembrava essere semplicemente scivolato, ed è purtroppo l'equivoco che vediamo tante volte anche sui campi di calcio a 11, che cadendo in area di rigore si finisce o per vedere assegnato alla propria squadra un penalty o per essere iscritto al registro dei cattivi. Va al rinvio Pitruzzella. C'è una spizzata e la rimessa dal fondo sarà dall'altra parte per l'omologo Violini. A sinistra la Taverna dei 40, Real Granella che è all'altezza del 6° minuto e 30 di gioco nel corso della ripresa. Continua a condurre con un doppio vantaggio, non è facile segnare ai ragazzi di Brutti.
molto organizzata in difesa. Davvero, la squadra di Alberto Brutti, anche qui un'ottima chiusura, una pressione sempre alta, una buona marcatura sui giocatori principali, i frombolieri della Taverna dei 40. Questo è il motivo della porta inviolata finora da parte di Pitruzzella. Merlonghi. Si impegna Merlonghi, scambia con un compagno, con pazienza la Taverna dei 40, cuce la propria ragnatela di passaggi, passando per Pinna. Molto lontano dalla porta Pinna, bella finta di corpo di Pinna che poi allarga per la sovrapposizione di Bortoli, il cross dentro, Pitruzzella deve deviare in qualche modo. Merlonghi, come promesso ce la sta mettendo tutta la Taverna dei 40, 1-2. Scusate, con Dei Rossi da parte di Bortoli, azione prolungata, Merlonghi, tiro cross col destro ed è respinto dal ripiegamento difensivo del Real Granella. Poi la pressione di Romagnoli fin quasi a Violini che rinvia. In preciso non c'è nessun avversario però a disturbare. Allora Pinna sta giocando in maniera davvero intelligente. Bortoli, a destra la Taverna dei 40, parte un cross lungo sul secondo palo, Pitruzzella di posizione. Buon rinvio dopo la parata, Romagnoli l'ha arpionata, va col sinistro Romagnoli, è alto sulla traversa di Violini. Bortoli porta palla. Cercato Merlonghi, si torna dietro da Pera. Bortoli trova Viciani, va sul piede preferito e poi desiste dal tirare, torna da Bortoli. Dei Rossi, vuole il destro Dei Rossi, non incontra nessuna deviazione, sarà semplice rimessa dal fondo per il Real Granella. Pitruzzella di petto di giustezza Pinna, poi palla rigiocata, batti e ribatti a centrocampo, risolto in fine da Ruggero, l'autore del gol del 2-0, trova Tramacere con la sua classe, tiene lì il pallone. Ruggero, lungolinea su Tramacere, in palleggio e poi scivolata ad allungare. Non c'è nessuno lungo la linea del laterale sinistro. Allora 10° minuto in corso della ripresa ed è sempre 2-0 per il Real Granella con le marcature di Angelucci e Ruggero nel primo tempo. Dai gialla su. Rimessa Taverna dei 40. Palla giocata dentro ma poi respinta ancora dal muro del Real Granella che si è messo dietro a controllare bene. Barresi, Pinna, Merlonghi, Dei Rossi non passa, è bravo anche in ripiegamento Tramacere che poi va in scivolata, sì sul pallone ma nettamente sull'avversario. Intervento di gioco, i due si danno la mano, i due giocatori di maggior classe delle due squadre. La palla è a destra, Pitruzzella sul suo palo non si fa superare, non dovendolo nemmeno toccare questo pallone, sarà rimessa dal fondo. 49 Pitruzzella, spizzata in avanti tra le braccia di Violini. Bortoli, ben lungi dall'arrendersi la Taverna dei 40, continua a tessere la propria manovra come se nulla fosse. Bravi però a chiudere tutti i varchi quelli del Real Granella, davvero ben raccolti nella propria metà campo in questa ripresa. Merlonghi, tunnel di Merlonghi, bella giocata sulla destra, il destro poi di Merlonghi. Suola e tunnel di Merlonghi, pregevole.
non allo stesso modo la conclusione. Indecisione sui cambi per quanto riguarda la panchina della Taverna dei 40. Violini aveva richiamato fuori Merlunghi dopo questa bella giocata, ma probabilmente ancora qualche minuto per il numero 7. Pera. Romagnoli su di lui. Con la schiena Romagnoli. Tiene lì il pallone. Rimessa laterale Real Granella. Arbitro, ha rotto il cazzo però! Oh! Andiamo! Tarda la ripresa del gioco, si arrabbiano quelli della Taverna dei 40 che naturalmente non hanno nessun interesse che il ritmo della contesa si abbassi. Cioè, Centrella. Invio altissimo di Peperoni. Violini raccoglie tra le braccia. Barresi. Bortoli. Sale Bortoli, va da Viciani, la toccano, la palla è persa, Romagnoli allora la protegge, occhio a Romagnoli che è tutto mancino, riesce a vincere un altro rimpallo, c'è tutto solo in area Tramacere, Romagnoli sceglie però invece la difesa della palla sulla bandierina e il fallo lo fa Romagnoli secondo il direttore di gara. Arbitro che sta mettendo d'accordo tutti e due allenatori con delle scelte ad avviso delle panchine rivedibili in ogni senso. Alesse controlla e poi va con lungo con le mani il petto di Romagnoli. Sarà rimesso dal fondo. Chiama un pallone Violini, un pallone che non arriva. Arriva ora dalla panchina del Real Granella. Violini rinvia, si aspettava il corner, il Real Granella che infatti è sbilanciato dall'altra parte, sono rientrati velocemente gli Amaranto, sbaglia qui la Taverna dei 40, errore grave, allora Angelucci va col destro, palla che gli torna! Ha provato un gol straordinario Angelucci, non ci è riuscito per questione di centimetri. 2-4-1. Davvero bella giocata del numero 9 che Sornione sta toccando pochi palloni ma uno l'ha trasformato in rete con il calcio di punizione dell'1-0. Poi ha tirato la punizione dalla quale è scaturita successivamente il gol del raddoppio di Ruggero che qua si è prodotto in un rinvio. Passatecelo alla Chiellini. E qui Angelucci sta per fare probabilmente il gol che sarebbe stato il più bello della giornata. Merlonghi. Bortoli. Viciani. Deve rincorrere dei Rossi, ci riesce, di fronte a sé Ruggero. Prova con l'interno a cambiar lato, dove Merlonghi attende, rientra bene il brevilineo numero 7. Ma è attentissima in difesa la compagine del Real Granella. Non a caso capolista con distacco sulla seconda. Squadra che sembra già pronta con i crismi e il modo di affrontare la gara compatto. Per una compagine di Serie A breve su questo stesso terreno di gioco si andranno ad affrontare, si stanno già scaldando a dire il vero fuori dal campo i giocatori di Cotton Club e Zio Mauro Maccarese San Giovannella. Cotton che è di casa qui al Ceriaci, Zio Mauro, meglio dire San Giovannella, chi lo era nella scorsa stagione e 2 stagioni fa, quando emulando le gesta del Real, le gesta che vorrebbe emulare a fine stagione il Real Granella, conquistò la promozione tramite playoff. Rimessa laterale Real Granella, palla che spiove in area, tentato il controllo, nulla da fare, allora parte in contropiede veloce Viciani, ma Pera è bravo a tornare sui propri passi. Viciani, rimesso, Bortoli stoppa, poi c'è l'intervento forse falloso di Pera, si continua, Merlonghi. Vuole la sovrapposizione, la trova di Barresi che torna ancora sui piedi di Merlonghi, tra i più attivi dei suoi. Viciani, un 1-2 che non si chiude di poco, c'è però ancora l'assist tentato da Mecozzi, è entrato da poco, Taverna dei 40
che si sta facendo preferire in questa ripresa per quanto riguarda la costruzione della manovra. È davvero continua sempre a testa bassa e senza pensare di essere sotto 2 reti contro una squadra che di gol ne subisce davvero pochi. Bortoli prova a lasciarla lì, ma ancora Pera. Poi il rinvio. Chiama il fallo Romagnoli, l'arbitro lo sente e glielo concede. Arbitro, il cartellino guarda. Tutta la grinta di mister Alberto Brutti nel chiedere l'ammonizione all'avversario. Gioco che non riprende, c'è Pera. Vuole che i compagni si posizionino bene in area di rigore. Pera che è pronto ad andare. Palla che spiove, Violini la chiama e la fa sua. Merlonghi, propulsione continua sulla destra. Addirittura un tiro cross, quello di Merlonghi. Pitruzzella non è portiere da cadere in questi tranelli e rinvia. Bortoli di testa. Pera e poi ancora Bortoli. Intercettato solo per un attimo. Merlonghi dalla distanza! Ed è il gol che riapre la gara per la Taverna dei 40. Improvvisamente il miglior giocatore di questa ripresa per i gialli, Merlonghi, fa 1-2. Pitruzzella è ingannato dal rimbalzo al suolo. Occasione estemporanea con palla che è carambolata. Merlonghi ha avuto il coraggio di andare per tirare su una palla dove poteva semplicemente offrire un contrasto. Qui Romagnoli però! È un gol pazzesco quello che trova Romagnoli senza guardare la porta. Da bomber vero stoppa, la palla bacia l'incrocio dei pali e va dentro. 3-1 immediato del Real Granella con un gol straordinario di Romagnoli. A sottolineare anche gli applausi dello sportivissimo Violini, un gesto tecnico d'assoluto valore. Pregevole davvero la coordinazione e il fatto che da attaccante vero Romagnoli non ha avuto bisogno nemmeno di guardare dove fosse la porta, ha potuto solo guardare ed apprezzare la traiettoria l'estremo difensore Violini. E se la Taverna dei 40 l'aveva riaperta, il Real Granella sembra averla in un certo senso richiusa quando ne mancano 6 minuti al termine. Altra spizzata di Romagnoli, palla poi alzata. Colpo di testa, Bortoli a contrasto con un avversario, Romagnoli va a calciare, poi Bortoli, arriva il direttore di gara, Romagnoli che va a chiedere scusa a Bortoli, non arriverà probabilmente il cartellino. Violini è partito velocemente dalla panchina. Occasione per rifocillarsi a 5 dal termine per entrambe le squadre. Formazione di Zio Mauro Maccarese San Giovannella che sta già completando le operazioni di riscaldamento qui alle nostre spalle. E vediamo anche scorrere i membri del Cotton Club che raggiungono invece lo spogliatoio. Siamo in perfetto orario qui alle Ciriaci, ma alla fine il ritardo è accettabile ed è dato anche da una serie di interruzioni per infortunio di una bella gara decisa per ora da un gol straordinario di Romagnoli che ha ricacciato indietro le speranze di rimonta della Taverna dei 40, che però, ne siamo certi, non si arrenderà fino alla fine. Mattia Dei Rossi, Viciani. La porta fino al rinvio lunghissimo. Violini recupera la posizione, la fa sua. Poi offre con i piedi per non perdere tempo a Pinna. Si chiude lo scambio con Dei Rossi. Pinna trasferisce sulla destra. 1-2, ancora Merlonghi. È destro ma va col sinistro e c'è una deviazione. Dentro l'ha messa Mecozzi, 2-3 della Taverna dei 40. L'avevamo detto, non si sarebbero arresi. Così è, segna Mecozzi, 2-3. Continuiamo a giocare. Bella gara tra due squadre che meritano di giocarsi fino alla fine la promozione in questo girone. Sta facendo molto bene in campionato il Real Granella, sta mostrando tutti i progressi del caso la Taverna dei 40 che dopo aver battuto 8-5 il Bar Cristal mette a repentaglio anche la capolista. Qui Merlonghi, serve il piedone di Ruggeri che calcia quasi nell'altro campo. 3 minuti e mezzo saranno di fuoco. Viciani
Palla spizzata, serve tutta la bravura ora in difesa del Real Granella, servono invece i numeri dei vari dei Rossi, Viciani, Merlonghi e Mecozzi alla taverna dei 40 per tentare di agguantare un pareggio che qualche minuto fa al gol di Romagnoli sembrava davvero una chimera. Lo stesso Romagnoli ora chiamato a quello che sa far meglio, la protezione del pallone col fisico, rimessa laterale guadagnata e soprattutto qualche secondo per far salire Centrella. Cercato ancora Romagnoli, la domestica in qualche modo Romagnoli, la tiene lì, ne ha due intorno ma è impossibile sottrargli la sfera. Forse se la porta fuori, sì, è così. Rimessa dal fondo per la taverna dei 40, 2:40 al termine, ma ci sarà da recuperare anche in questa ripresa. Mecozzi, scusate, e Pera, l'autore del gol del 2-3. Mecozzi era più avanti, qui Pinna, dei Rossi, Pinna. Vorrebbe un cross, decide di cambiare fronte, Bortoli, errore di grammatica di Bortoli, palla che passa sotto la suola, ha corso tantissimo Bortoli. E è normale anche avere il fiatone in un'occasione del genere. Centrella, rinvia, Romagnoli, stop e palleggio di Romagnoli che si gira ancora bene, va anche a contrasto, Violini la tiene dentro soprattutto per guadagnare secondi. Bortoli, è stanco Bortoli ma riesce lo stesso a giocare un buon lungolinea su Merlonghi, la palla non è uscita secondo il direttore di gara. Dei Rossi, Viciani, ancora per Dei Rossi, Merlonghi, anzi non è Merlonghi, scusate, dall'altro lato. Il Real Granella ormai rilancia e basta, e la taverna dei 40 è totalmente in proiezione offensiva, lasciano solo Romagnoli davanti i ragazzi in maglia amaranto per tentare di lasciare comunque uno spauracchio nella metacampo avversaria. Ecco che la palla è recuperata ed ecco che è servito Romagnoli che sapientemente rallenta, poi procede in avanti dando a Pera. Cambio dall'altra parte, lo stop di Tramacere che palleggia in area anziché andare per la conclusione. Ancora Tramacere, fallo laterale Real Granella. Time out che era stato chiamato precedentemente dalla panchina del Real Granella, l'arbitro se ne ricorda un po' in ritardo, ma eccolo che arriva puntuale. Il Brutti potrà serrare le fila nel finale. Sarà importante vedere anche quanto sarà il recupero concesso dal direttore di gara, perché di secondi al termine del secondo tempo di questa 10ª giornata Serie A2 Lega Calcio 8 divisione del Ciriaci ne mancano una trentina circa e la partita è ancora in bilico. È stata davvero molto bella quella a cui abbiamo assistito tra Real Granella e Taverna dei 40, cinici, attaccati alle occasioni create con la classe dei propri singoli. I ragazzi della capolista più di squadra, come a mostrare di aver invertito, attenzione qui al fallo laterale, Violini la lascia lì, come a dimostrare di aver invertito la rotta rispetto a un girone d'andata così e così. La taverna dei 40, Bortoli forse con un braccio ma si prosegue in verticale, la stoppa così e così Mecozzi, torna sul pallone Dei Rossi che palleggia splendidamente a centrocampo. Dei Rossi intercettato il suo pallone, allora giocato poi in avanti, Viciani, ancora Dei Rossi con l'esterno, c'è una deviazione, Real Granella che però respinge e basta, non siamo riusciti a scorgere l'indicazione del recupero da parte del direttore di gara. Dei Rossi, Viciani, vuole il destro Viciani, ha chiamato scambio e tiro Violini, così stanno facendo i ragazzi in maglia gialla che provano a liberarsi alla conclusione in ogni modo. Ancora Viciani, il tiro è respinto, altra rimessa laterale, Merlonghi, Bortoli. L'azione sulla destra con Merlonghi, servito Dei Rossi, offre a Pera, si ritaglia lo spazio per la conclusione, poi va da Pinna, il cross dentro, il rinvio sbilenco del Real Granella che rimane tutto raccolto all'interno della propria area di rigore quasi, poi un altro rinvio a casaccio però, pallone che per sfortuna dei ragazzi della taverna dei 40 si va anche ad incastrare. Ne arriva un altro dalle spalle di Violini, si prosegue. Merlonghi. Intervento in scivolata decisivo è stato di Peperoni. Pinna, Violini. Col sinistro Violini va a rischiare e a perdere malamente un pallone. Rimessa laterale che ora Alessi batte con tutta calma.
Alesse. Lungo, la tiene dentro Romagnoli solo per un attimo. Violini, uno degli ultimi rinvii. Siamo quasi 2 minuti oltre il tempo regolamentare, ma ce n'era di recupero da assegnare per molte interruzioni durante la ripresa. Qui Viciani va a lottare con Pera, riesce in qualche modo a portare palla in avanti. Dei Rossi scivola al momento propizio, poi Pinna, Viciani torna sul pallone tra Macere, Viciani con un fallo secondo il direttore di gara. Ruggero. 2 minuti e 20, oltre il 25esimo. Lancio lungo, Romagnoli, la stoppa, forse ultima chance per la Taverna dei 40 che getta in avanti solo per un attimo. Buono il dribbling di Centrella che rimane freddo nell'occasione. Da Romagnoli che lotta, porta a casa una rimessa dal fondo, anche se evidentemente era stato il giocatore della Taverna dei 40 l'ultimo a toccare. Per non dar punizione ha dato rimessa al fondo. Ruggeri usa le mani, c'è il rinvio direttamente dentro la panchina da parte di Ruggero. Rimessa laterale, battuta, sono tutti qui i giocatori della Taverna dei 40, dovrebbe forse essere più avanti, anche perché arriva ora il triplice fischio del direttore di gara. Una partita bellissima e vinta dalla capolista Real Granella 3-2 su una Taverna dei 40 che continua a dimostrare i progressi di inizio anno.